L'IVA sta per imposta sul valore aggiunto ed è la principale imposta indiretta. L'IVA è la tassa che noi paghiamo quando decidiamo di acquistare un bene. Può essere presente con percentuali diverse, ma andiamo subito a vedere quali sono le cose che forse non sai. Numero 1. L'IVA agisce in modo da ridurre indirettamente il reddito di un cittadino. Infatti, se un bene costa 100 euro, noi lo pagheremo 122. Questa differenza di prezzo riduce la possibilità d'acquisto. Curiosità numero 2. Il nome valore aggiunto deriva dal fatto che dovrebbe essere tassato solo il valore aggiunto al bene, e questo ti porta subito alla curiosità numero 3. Numero 3. È stata scelta il meccanismo del valore aggiunto perché è più semplice intervenire in tutte le fasi nel processo di formazione di un prodotto. Numero 4. Chi vende e compra professionalmente deve agire per nome dello Stato, infatti questo delega loro la gestione contabile. Il venditore deve tenere conto di quanto spende quando acquista e di quanto guadagna quando vende, e deve pagare lo Stato la differenza tra l'IVA pagata al fornitore e il guadagno effettuato. Numero 5. Perché un'operazione sia soggetta ad IVA devono essere rispettati questi 3 presupposti: oggettività, soggettività e territorialità. Oggettività: deve trattarsi di un bene o di un servizio. Soggettività: deve essere effettuato da imprese, enti o professioni. Territorialità: l'acquisto deve avvenire all'interno dello Stato. Il video è finito. Io ti ricordo che per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina web www.veroneconomia.it. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti. Se non ti è piaciuto commenta, perché la nostra redazione provvederà a risponderti il più rapidamente possibile. Io sono Emanuele Zumave, un saluto e a presto.